Volontari di Venezia. Un grazie all'assessore Corazzari qui presente, al vice sindaco Tomaello e all'amico Giovanni Giusto che appunto rappresentano un arco istituzionale importante presente a questa iniziativa e l'artista Giorgio Bortoli. Per noi tutti oggi è un giorno importante, un giorno in cui noi ricordiamo anche la tragedia di Marcinelle. Dino Dalla Vecchia di Sedico, Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerino Casanova di Montebelluna, Giuseppe Corso di Montorio Veronesi. Questi i nomi dei 5 veneti fra i 262 minatori morti, appunto, dei quali 136 italiani della miniera di Bois du Casier di Marcinelle, oggi patrimonio dell'UNESCO, luogo dunque della memoria collettiva. Da Venezia, città patrimonio UNESCO, un pensiero doveroso appunto alle vittime di Marcinelle e ai troppi morti sul lavoro. Le recenti prese di posizione del World Heritage Center dell'UNESCO a Parigi sulla necessità di inserire il centro storico di Venezia nell'elenco dei patrimoni dell'umanità in pericolo danno un sapore particolare alla conferenza stampa odierna e alla presentazione dell'opera di Giorgio Bortoli. È verissimo, come dice l'UNESCO, che gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all'accezione e valore universale di Venezia. Clima e turismo sul banco degli accusati, dunque? Ma l'UNESCO sbaglia, perché Venezia oggi è punto di riferimento sostanziale per chi ha a cuore la soluzione pragmatica dei problemi ambientali e del nuovo turismo. Lo è grazie al MOSE, lo sarà sempre di più con le politiche di recupero e riuso rispettose della storia, ma lo è anche grazie ai suoi abitanti, perché una città non è fatta solo di palazzi, chiesi, campi o piazze, calli o vie, è fatta di relazioni, rapporti, lavori, mestieri, sentimenti, passioni e affetti. Ci vuole tanto amore e tanta passione per vivere a Venezia. E un esempio emblematico è il gruppo appunto di gondolieri sombozzatori, appassionati subacquei che liberano i canali da scarti e da tutta quella pacottiglia sorprendente che si può trovare nel fango. Da questi scarti recuperati, Giorgio Bortoli ha tratto spunto per una sua opera d'arte, Il Leone salva il mondo, che rimarrà esposta sino al 22 agosto qui a Palazzo Ferrofini. Opera che è un richiamo evidente all'arte povera, pensiamo a Michelangelo Pistoletto e al concetto dell'arte di bricolage, termine inteso nella sua accezione più originale, ossia come creazione di qualcosa di nuovo da residui o materiali di recupero. L'intero processo è in questo caso particolarmente importante. Un gruppo di appassionati subacquei recupera scarti che inquinano i canali. L'artista riutilizza questi scarti e ridà un ruolo a oggetti o materiali apparentemente senza più scopo o usi possibili. Venezia è anche questo, la capacità creativa, la capacità di trasformare un problema in una risorsa. Non a caso Venezia si candida ad essere capitale mondiale della sostenibilità, con la fondazione presieduta dal professor Brunetta, verso una vera sostenibilità ambientale, economica, tecnologica, turistica, sociale della città. Giustamente lo scrittore bengalese Amitav Ghosh nel suo ultimo romanzo L'isola dei fucili ha stabilito un parallelo tra la laguna veneziana e il Sundbaran, la più grande foresta di mangrovie del mondo che si estende nel Golfo del Bengala, un immenso delta di paludi, canali, isole, patrimonio dell'umanità UNESCO, ma anche una delle zone più povere del mondo, devastata da cicloni, che rischia di essere sommersa a causa dei mutamenti climatici e dall'inquinamento del traffico mercantile, degli scarti, dal peso degli insediamenti industriali e dall'antropizzazione del paesaggio. Il parallelo con Venezia nell'Isola dei Fucili è più che corretto. Scrive Ghosh, il mondo era cambiato troppo e troppo in fretta. I sistemi attualmente in vigore non obbedivano più ad alcun padrone umano, ma a imperscrutabili come appunto demoni seguivano iperattivi tutti loro. I mutamenti climatici ci hanno messo duramente alla prova in questi ultimi mesi, pensiamo anche alle recenti grandinate, ma non dimentichiamo l'alluvione in Romagna. Venezia all'acqua alta ha dato una serie di risposte, dal Mose al sistema difensivo della Basilica di San Marco.
Oggi si può venire a Venezia non solo per visitare mirabili palazzi, campi e calli, chiese e musei, si viene a Venezia non solo per il passato ma anche per vedere il futuro, perché Venezia è capitale dell'arte contemporanea e l'arte ci aiuta a leggere il presente e ad aprirci gli occhi sul futuro. Ma c'è anche chi viene a Venezia per vedere il Mose come i sistemi di difesa di San Marco. Tra l'altro io e Tomaello abbiamo assistito assieme a una, diciamo così, un utilizzo delle barriere per, chiamiamola esercitazione, e vi assicuro che è uno spettacolo che vale la pena di vedere. Appunto con quello che attorno a San Marco è stato anche messo in moto negli ultimi tempi. Testimonianze del genio ma anche delle sfide della nostra contemporaneità. Venezia oggi con il suo presente non solo grazie a queste opere ingegneristiche ma anche grazie soprattutto alla sua vivacità culturale, alla sua università, all'amore di chi oggi resiste in città, indica una strada verso il domani. Ecco, i nostri amici gondolieri subacquei sono un tassello importante di un mosaico più complesso, di chi ama questa città e sa che Venezia può e deve fare scuola in molti campi, a partire dal ripristino degli equilibri ambientali e di un nuovo modo di governare il turismo, trasformando il problema in una risorsa utile per la città e per quanti amano, turisti compresi e non ultimi, questo spazio unico al mondo. Io adesso cedo la conduzione della giornata all'amico Marco Dolfin che, ripeto, appunto ha fortemente voluto questa iniziativa. Marco, prego. Grazie e ovviamente anch'io vi do il benvenuto presso appunto il Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, a questa presentazione, questa conferenza stampa dell'opera dell'artista veneziano Giorgio Bortoli, dal nome appunto Il Leone di Venezia salva il mondo, in stretta ovviamente e preziosa collaborazione e sinergia con il gruppo gondolieri sommozzatori volontari. E ovviamente ringrazio tutta la struttura regionale, dalla struttura della stampa, alle relazioni esterne, il presidente Ciambetti, l'assessore Corazzari e tutti i convenuti, dal vice sindaco di Venezia al consigliere delegato Giusto, piuttosto che il presidente della municipalità che ho visto, Guberti, ed altre figure istituzionali, che poi dopo ovviamente cederemo la parola. E come dicevo, fin da subito ho voluto sposare quest'idea di voler valorizzare anche a livello regionale il frutto del lavoro di sinergia tra l'artista Giorgio Bortoli, che poi ha tradotto nell'opera artistica che avremo poi modo di poter visionare, ma soprattutto questo rapporto che accennavo con il gruppo dei gondolieri sommozzatori che operano volontariamente nella pulizia dei rii e dei canali, dimostrando l'azione di sensibilità verso la propria città, ma soprattutto l'amore verso di essa, cercando di tutelarla nell'ottica della sostenibilità e della tutela ambientale. E qui mi vorrei soffermare proprio nell'azione messa in campo da parte del gruppo dei gondolieri. E ripeto e sottolineo, volontari che con immensa passione hanno intrapreso questa azione di ripristino naturale, di equilibrio ambientale, rimuovendo dai canali tutta una serie di materiali depositati nei fondali nel tempo. Nel corso del loro operato hanno più volte dimostrato all'occhio del mondo intero l'azione messa in campo che li paragona dei veri guardiani delle radici della città per rispetto e per amore verso di essa. Una vera missione che va nella direzione di una profonda e importante riflessione generale, dove ognuno di noi possa fare qualcosa di utile per salvaguardare il sistema ambientale in cui noi tutti viviamo e che oggi più che mai è messo in serio pericolo da tanti fattori. Un'azione simile mi permetto di sottolineare oggi posta alla nostra attenzione attraverso appunto i sommozzatori gondolieri che operano dai fondali, viene svolta anche dai nostri pescatori che nell'intento di recuperare il pescato delle reti recuperano tanti materiali abbandonati provenienti appunto dai fondali marini e anche loro vengono nominati sentinelle dei mari. Ecco, tutte queste azioni messe in campo dimostrano veramente la totalità di voler tutelare non solo l'habitat marino, ma soprattutto avere un'ottica di salvaguardia ambientale a 360 gradi. Ecco, questo è il messaggio che voglio interpretare e ne deriva appunto da queste azioni e dunque va il mio plauso
a queste azioni, in sinergia poi con l'ambito del culturale, appunto, che poi dopo l'artista Giorgio Bortoli ci dirà. Ecco, io mi fermo qui. Io credo che sia giusto questa sinergia che venga posta all'attenzione anche in sede regionale, appunto perché queste sono figure importanti che poi dopo dimostrano l'operatività e la salvaguardia generale della città e la città di Venezia in questo caso. Grazie a tutti della vostra partecipazione. Io darei la parola ovviamente all'assessore Corazzari, assessore alle tradizioni, alla cultura e tante altre deleghe, e ovviamente alle tradizioni. Prego. Grazie Marco, ringrazio il Presidente Ciambetti, voi tutti presenti, il gruppo dei sommozzatori gondolieri, dei gondolieri sommozzatori volontari, e un momento significativo, bello, ed è importante darne ampia comunicazione. Venezia è un po' il biglietto da visita non solo del Veneto ma dell'Italia nel mondo, e per noi avere cura di Venezia rappresenta un momento di lavoro per tutta la nostra comunità. E quando si parla di cura, di tutela di una città unica al mondo e così fragile, occorre sentirsi tutti in prima persona partecipi di uno sforzo comune, di una volontà comune. Quindi direi che la prima cosa che emerge in modo positivo è l'impegno del gruppo volontario dei sommozzatori gondolieri che svolgono questa attività a tutela della loro città e di tutta la comunità veneziana. Un esempio che secondo il nostro parere potrebbe essere benissimo mutuato da tante altre realtà, in quanto noi per primi dobbiamo sentirci parte di una comunità e per primi dobbiamo sentirci protagonisti anche dell'aspetto della gestione di un patrimonio unico che abbiamo nella nostra regione, che sono le nostre città d'arte. Quello che si fa per Venezia, ognuno deve farlo per la propria comunità, che sia il piccolo paese di provincia, la città d'arte e il borgo montano. Quindi un bel esempio, grazie veramente, perché non è assolutamente scontato, non è comune. Diceva prima Marco, lo fanno da molto tempo anche i nostri pescatori. Abbiamo anche sviluppato insieme dei progetti per esempio la pulizia dalle plastiche del mare, che viene svolta in modo molto efficace dai pescatori che dedicano il loro tempo, impegno e anche risorse per questa azione, che è un'azione che va nella direzione di una salvaguardia di quello che è il bene su cui loro lavorano, vivono e mettono sulla tavola dei cittadini prodotti di estrema qualità. Certo che occorre su questo avere un'attenzione particolare, perché siamo in un'epoca strana in cui chiunque può svolgere e sviluppare il proprio pensiero sui social, per esempio. Si vede una grande sensibilità, una grande attenzione ai temi ambientali nel mondo dei social, su tutti i sistemi di comunicazione, anche nei grandi dibattiti politici che vediamo a tutti i livelli, europei, mondiali, eccetera. Ma non altrettanta poi sensibilità si ha nel personale, nell'intervento che ognuno di noi può fare, in quello che cosa faccio io, cosa metto a disposizione del mio tempo, della mia energia per fare qualcosa di positivo in questo senso. Magari ci si assolve, ci si sente già la coscienza pulita perché magari compro l'auto elettrica o faccio altre cose che poi di fatto non hanno nessun ritorno positivo, anzi forse ce l'hanno negativo. Invece qui abbiamo veramente un esempio bello, concreto e assolutamente educativo, formativo. Quindi grazie a voi. E mi fa molto piacere poi, rappresentando anche il mondo della cultura del Veneto, che i rifiuti recuperati entrino poi ad avere una nuova vita, a rappresentare un'opera d'arte di Giorgio De Bortoli, che saluto e ringrazio,
che andrà proprio a rappresentare questo messaggio così forte che viene dato dall'opera dei nostri gondolieri, e sarà anche un modo di costruire un'alleanza forte tra ciò che è il messaggio culturale e quello che è il messaggio ambientale e di tutela del nostro patrimonio unico al mondo. Quindi grazie ancora a voi tutti, e come Regione del Veneto veramente mi compiaccio e mi complimento per quello che fate e che continuerete a fare. Ma io direi appunto che il momento della presentazione sia da parte dell'artista Giorgio Bortoli e ovviamente dopo del Presidente magari dei subacquei gondolieri, ecco, se magari vogliono venire. Prego. Tutti e due, anche tutti e due insieme, nessun problema. Buongiorno a tutti, io sono il presidente dell'Associazione Gondolieri di Venezia, e questo progetto è partito nel 2018, quando faccio un po' di cronostoria perché giustamente insomma magari non si sa. Quando i ragazzi mi hanno presentato questo progetto, hanno presentato all'associazione questo progetto e noi l'abbiamo abbracciato subito. Infatti poi un lavoro comunque seguito con l'amministrazione, con gli amministratori del Comune di Venezia, consigliere Aldo Reato, abbiamo portato avanti questa cosa qui e dal 2019 abbiamo cominciato a fare le immersioni e quindi a raccogliere questi rifiuti. Sapevamo cosa c'era sopra l'acqua, noi gondolieri sapevamo che quello che c'era più o meno sotto l'acqua, e i ragazzi lo sapevano meglio di me perché comunque lo vedevano perché erano molto più attenti a queste cose qui, e hanno cominciato questa raccolta. Poi si è presentata l'opportunità di portarla anche in una cosa successiva, che è un discorso artistico, e abbiamo subito accettato questa sfida, sapendo comunque che l'artista che la andava ad affrontare è una persona molto preparata e molto brava. Insomma. E veneziano doc, giustamente. E quindi adesso lascerei la parola all'artista che presenta l'opera. Bene. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Innanzitutto inizio con dobbiamo cambiare se vogliamo che la vita continui. Questo è imperativo, è una cosa che ci farà ragionare. Allora andiamo ai ringraziamenti. Allora io in primis ringrazio il Consiglio regionale nella persona del consigliere Marco Dolfin, che ha fortemente creduto in questo importante progetto di recupero ambientale. Naturalmente è il padrone de casa, in questo caso il presidente Roberto Ciambetti, l'assessore Cristiano Corazzari, importante, lo sponsor che era qui, che purtroppo ha aiutato, eccetera, ha contribuito, Nicolae Traslochi, il cavaliere Claudio Barbierato, che era qui, è andato via, e la famiglia Zin, motore del progetto. E inizio come ho realizzato questa scultura coinvolto totalmente dal gruppo dei gondolieri sommozzatori. E in prima persona il suo direttore è Stefano Vio, che è qui, gondoliere doc e, come dire, instancabile difensore della laguna, così io lo vedo, Stefano, ecco. Dunque l'opera vuole essere simbolo forte, perché il titolo che gli ho dato, Il Leone di Venezia salva il mondo. È una parola grossa, però potrei dirlo in inglese, The Lion, eccetera, eccetera. Lo dico meglio in lingua veneta, Il Leone di Venezia salva il mondo, che ci rende di più, ecco, in sostanza. E devo dire che il leone deve ruggire forte,
per far capire che tutti noi, lo ripeto, dobbiamo cambiare se vogliamo che la vita continui. Questo è imperativo, questo ci deve far ragionare. La scultura è realizzata da una selezione di rifiuti raccolti dal fondo dei canali dal gruppo dei gondolieri, sommozzatori volontari, che ovviamente avete sentito bene cosa fanno da anni. Ed è costituita da una vecchia, poi andremo giù a vederla che è ancora lì coperta, da una vecchia inferriata di ferro fissata su una tavola, e un'elica, da un'elica, una vecchia elica, ho fatto fuoriuscire un leone costituito da tanti pezzi di copertone. E credetemi, il copertone che ho tagliato, ho messo assieme, ho fatto questa composizione, è una cosa incredibile, perché tagliarlo non è solo gomma, ma troviamo dell'acciaio, quindi la lama si impasta. Ci ho lavorato parecchio, però è venuto fuori poi andate a vedere un bel lavoro interessante, sono soddisfatto proprio. E quindi l'idea, questa è l'idea che mi è venuta, insomma, con questi elementi di recupero trovata sott'acqua. Oggi inizia una grande collaborazione con i gondolieri, tutti, che ormai sono, come dire, gli unici custodi di Venezia. Perché questo? Perché dove tutti qui a Venezia sappiamo benissimo corrono, sporcano, c'è il moto ondoso, loro contro i rumori, motori esagerati ormai, no? Perché sappiamo insomma cosa è. Loro danno tranquillità e continuità vogando con la nostra tradizione. Loro, con la saggezza dei nostri padri, tutelano e difendono Venezia. Oggi, da Palazzo Ferrofini, la sede più importante e prestigiosa della vita politica istituzionale del Veneto, inizia un percorso, inizia un progetto importante. E quindi questo progetto di ricerca artistico-ambientale ci porterà tutti, io spero tutti, di creare una grande squadra. Sono soddisfatto perché a Ferragosto praticamente siamo in parecchi e vorrei arrivare a creare qualcosa di difensivo, qualcosa che ci porti idealmente a un mondo, come dire, mistico, ideale, ecco, non voglio esagerare, puro, non voglio dire celeste, ecco. E quindi qua mi fermo perché poi col consigliere Dolfin si vuole coinvolgere con altri progetti anche i pescatori, quindi allargare, il mare è grande, e quindi poi vedrete giù che appunto non a caso è stato coperto con questo telo, non mare ma blu con leone dorato, perché appunto il nostro leone andante tra mare e monti, e quindi ho cercato un po' di raffigurarlo così. Qui trovo tanti amici, ma veramente tanti, che mi hanno anche aiutato per New York. Siamo arrivati a New York, poi abbiamo un altro progetto, Passo di Donna, sulla violenza femminile. Abbiamo tra poco la mostra del cinema, un premio Una vita nel cinema che curo da oltre 25 anni, quindi sono tanti che sono venuti da terraferma. Vedo Francesco Rigone, il mister Reti Brenta, Paolo Lucarda, l'attento e sensibile Massimo Grella, che non è solo sindacalista con la S maiuscola, rappresentante del mondo associativo, il commendatore Rolando Bartolini dell'UNCI, è venuto da Treviso il commendatore Gianni Bordin dell'UNCI di Treviso, il generale Ippoliti. Qua sono in tanti, sono venuti. Sono contento del vice sindaco Tomaello, il consigliere Giovanni Giusto, Paolino Danna,
Emilio Guberti, presidente della municipalità, tanti, spero di non aver dimenticato nessuno, ma vedo tanta gente e sono soddisfatto. Ringrazio nuovamente il consigliere Dolfin, il gruppo di gondolieri, perché ripeto, i gondolieri frenano, sono i difensori di Venezia. Devo dire, io mi inchino ai gondolieri perché con il loro lavoro, umile lavoro, anche se è un bel lavoro, diciamo, cercano di questa città di strutturarla, di tenerla un po' in sesto. Grazie. Consigliere Dolfin. Due parole, ne approfitto della presenza del vice sindaco Andrea Tomaello, magari se vuoi Andrea. Prego. No, tranquillo. Beh, grazie, buongiorno a tutti e un saluto veramente a tutti i presenti. Tra l'altro il Comune, oltre al consigliere delegato Giovanni Giusto, c'è anche Aldo Reato, in duplice veste, da consigliere delegato anche da ex presidente dell'Associazione Gondolieri, Paolino Danno, ho visto prima, e Emilio Goberti, quindi li ringrazio anche loro come Comune, insomma abbiamo cercato di essere presenti. Ma c'è solo da ringraziare la giornata di oggi Giorgio, perché insomma l'abbiamo visto qualche mese fa ormai, ha portato il nome di Venezia, non serviva, ma no, ha portato l'opera, l'arte di Venezia a New York, no? E come ha ricordato prima, perché tanti usano il nome di Venezia, invece lui porta Venezia, porta l'arte, porta le opere al di fuori nel mondo, quindi lo devo ringraziare perché quest'altra opera, insomma, penso che anche questa avrà risalto anche al di fuori di Venezia, quindi lo ringrazio per questo sicuramente passaggio. E poi naturalmente l'attività che fanno i gondolieri, io ho avuto modo di vedere una loro uscita che hanno fatto alla Misericordia, e devo dire che è qualcosa di estremamente attuale, no? Tante volte si parla in giro per il mondo di tutte queste opere sulla sostenibilità, sull'attenzione all'ambiente, e poche volte si parla di quello che viene fatto nel nostro territorio. Tante volte si parla di massimi sistemi, cambiamenti climatici, invece io penso, quando vado a volte nelle scuole, mi capita di parlare con dei ragazzi, dico sempre partiamo dalle piccole cose, perché se ognuno di noi, come è stato detto giustamente prima, inizia a fare qualche piccolo cambiamento, a impegnarsi per la propria città, a impegnarsi per il proprio sestiere, per il proprio quartiere, per la propria zona, iniziare a tenerla pulita, iniziare a fare un'attività, è già qualcosa che noi possiamo fare su tutto l'aspetto ambientale, che di questo periodo si parla tanto, e loro lo fanno estremamente bene. Ragionavo prima, ma so che già fate qualcosa, però sarebbe davvero importante raccontare queste attività ai bambini, soprattutto alle scuole, sia per un'educazione ambientale, sia per dire a loro, ma soprattutto magari ai genitori, perché qualche volta magari qualche genitore è stato qualcuno che ha buttato qualcosa in laguna, per dire guardate cosa c'è sotto e guardate di non farlo. Quindi insegnare ai bambini l'attività volontaria di quello che viene fatto, il rispetto per l'ambiente, il rispetto della laguna, con un ambiente estremamente fragile, secondo me sarà importante. Quindi lancio qua questa idea, che sicuramente bisognerà ragionarci, ma sicuramente potrebbe essere qualcosa di positivo. Poi finisco, ringrazio te Marco, perché da uomo insomma di laguna, diciamo, sei attento sempre alle dinamiche del territorio di Venezia, di tutta la laguna, e quindi portare anche in una sede regionale un progetto di questo genere aiuta a dare rilevanza, a far conoscere insomma quello che viene fatto e gli esempi positivi. Non è tutto negativo quello che c'è a Venezia, ci sono tantissimi esempi positivi, tantissime azioni belle che meritano e meritano la nostra massima attenzione. Quindi ci rivediamo a ottobre, novembre, adesso non mi ricordo più la data, la prossima uscita, il 5 di ottobre, dopo magari 5 di novembre, ecco, quindi appuntamento a chi non l'ha mai visto, perché è interessante vederlo anche in prima persona quello che accade, e soprattutto è curioso sempre capire cosa tirano su. E poi da assessore allo sport dico anche che sono contento, perché insomma fare subacqueo è anche uno sport, voglio dire, non è che si cambiano maglietta, si mettono la muta e vanno, c'è una preparazione, ecco, quindi sì, sono volontari, ma c'è anche in quel caso una preparazione, quindi ecco, quindi non è una cosa fatta così a caso, ma è sicuramente uno sport, ma anche ci vuole una preparazione specifica. Quindi complimenti doppiamente per mettere la passione al servizio della città. Grazie.
Giovanni, se vuoi anche tu, come consigliere delegato, magari le tradizioni di Venezia. Oh, rimane. Buongiorno a tutti. Sì, i gondolieri ormai non finiscono di stupirci. È un'operazione importante che ha in realtà, al di là di quello che si recupera, che è già importante, anzi che si sottrae giustamente a un ambiente che non gli appartiene, indubbiamente i gondolieri invece danno anche un altro significato, che a mio avviso è quello che bisogna anche cogliere forse di più. Che è quello che i gondolieri sono veneziani sicuramente, giusto? Anzi, rappresentano probabilmente oggi la venezianità, quella più conosciuta nel mondo. Ed è questo il valore. Cioè, attraverso i gondolieri, i veneziani, quelli che orgogliosamente si sentono veneziani, quindi non solo i residenti, ma tutti coloro che nel nome di Venezia comunque si danno da fare perché Venezia possa continuare, attraverso loro dimostriamo qual è ancora quanto è grande l'attaccamento e soprattutto la dignità di essere oggi veneziani. Loro ci hanno fatto scoprire praticamente, anzi stanno facendo scoprire al mondo intero che chiunque pensa di aver visto tutto di Venezia, in realtà c'è un mondo che nessuno aveva mai visto prima, no? Ed è il mondo del sommerso. Abbiamo trovato delle robe meravigliose, anzi hanno addirittura ispirato un artista che ne ha fatto un'opera d'arte, che mi dice Maria, tieni a che magari poderia anche servire, no? Ecco, si trova un po' di tutto sotto, no? Opere vintage, eccetera, bidet degli anni 60, con i rubinetti, quello col ciondolino rosso e verde con freddo e caldo, cioè robe ormai estinte da tanto tempo. Quindi c'è una meraviglia, non avevamo i pesci tropicali, ma abbiamo in compenso quello che crea il nuovo ambiente, diciamo, no? Ecco. No, al di là di questo, indubbiamente i meriti vanno ai gondolieri per quello che stanno facendo ormai da anni e che continueranno sicuramente a farlo, no? A dimostrare che i veneziani hanno una dignità e che sono loro i primi addirittura a cercare di porne rimedio. E su questo ne dichiariamo i ringraziamenti. Va bene? E poi anche pensare che comunque loro sottraggono il loro tempo alla famiglia innanzitutto, ma anche al lavoro. Va bene? Per andare a ripristinare quello che con il volontariato, una parola troppo spesso viene usata ma mai magari pesata, con il volontariato, va bene, realizzano questo, anzi recuperano quel tassello, scusate se ripeto il termine, della dignità dei veneziani. Venezia oggi viene troppo spesso semplicemente usata. Tanti spendono grosse, forti parole, ma poi dopo l'uso scompaiono, no? Noi invece veneziani rimaniamo, va bene, e magari a volte anche interveniamo laddove qualcuno sbadatamente, diciamo così, ne ha alterato quello che è un equilibrio sensibilissimo, che è quello appunto della terra e dell'acqua, o la terra galleggiante sull'acqua che gli appartiene e che tante volte viene violata. L'acqua purtroppo è come un tappeto, no? Tante volte si alza il lembo del tappeto e si scopa sotto, tanto dopo non vede niente nessuno. Invece scopriamo di avere più pneumatici a Venezia che non nel resto del mondo, insomma quasi quasi, ecco. Quindi, no, questo per ringraziare, io li conosco, siamo nati insieme con Zuffi, con Vio, per dire, insomma, e poi forse questo è anche un sinonimo, siamo restati talmente pochi che ormai siamo una famiglia unica, non lo sapevamo, ma siamo restati qui. No, ecco, volevo concludere proprio ribadendo questo significato. Siamo veneziani, siamo molto attaccati non soltanto al nostro passato, che ci inorgoglisce, ma a quella che deve essere la continuità di una Venezia vera e che ancora appartiene ai veneziani. Senza questo sarebbe sicuramente un'altra Venezia. Grazie. Ma io direi se magari c'è qualche domanda, non so, qualcuno ha qualche richiesta particolare o al limite chiudiamo qui e magari ci accingiamo magari a scendere, così vediamo e scopriamo
l'opera dell'artista Giorgio Bortoli. Prego. Dove sono stati raccolti i materiali che hanno composto l'opera, su che canali? Beh, sono più canali, non uno, perché abbiamo cominciato dal 2019 e ogni anno ci sono state fatte 5-6 immersioni. Quindi zona San Marco, zona Rialto, zona Canareggio, sono stati diversi. Tra l'altro, prossimo anno, cioè a fine di quest'anno ricominciamo, ci saranno altre 6 immersioni e adesso stiamo studiando un po' dove, si sta studiando, i tecnici stanno studiando dove le faremo e quindi continuiamo noi con la nostra attività di recupero, insomma. Colgo l'occasione per ringraziare il consigliere Marco Dolfin per averci... Io ringrazio voi per la vostra presenza e la vostra operatività. Se c'è qualcun altro, magari facciamo una foto di gruppo e dopo magari scendiamo.